Sulla carta sabato l'Akragas giocherà contro il Lecce, una partita che si annuncia difficile ma non impossibile, perché i giovani biancoazzurri le proveranno tutte, quantomeno per portare da Lecce un punto. Fabrizio Danese e Marco Saitta alla vigilia hanno promesso il massimo impegno considerate le ottime condizioni di ciascuno. I nostri attaccanti, hanno detto, sono troppo forti. Ma ascoltiamo i due giocatori prima della partenza per Lecce. Andiamo a affrontare questa partita consapevoli che stiamo facendo bene, si vede in campo, magari nei risultati è venuto un po' meno questo, però io credo che noi, non dico che andiamo a vincere, però andiamo a fare sicuramente una grande prestazione come la stiamo facendo da adesso, dall'inizio del campionato fino adesso, e sono sicuro che sabato sarà lo stesso una grande prestazione. Cosa è mancata all'Akragas nelle ultime giornate? La concretezza sotto porta, perché noi sviluppiamo bene da dietro, delle volte riusciamo a uscire a un tocco da situazioni davvero ingarbugliate, e quando arriviamo davanti alla porta, un po' perché noi magari ci manca ancora quello, ci manca un po' di consapevolezza e di concretezza sotto porta, che però io sono sicuro che arriverà perché abbiamo degli attaccanti davvero forti. Credo che come tutte le altre partite dobbiamo entrare in campo con l'umiltà, con la forza e la determinazione di andare convinti che possiamo portare un ottimo risultato. Come sta l'Akragas? L'Akragas sta bene, ci alleniamo bene, seguiamo le indicazioni del mister e tutto, siamo carichi e non vediamo l'ora di affrontare una partita così. Torni in campo dopo 2 turni di squalifica, come stai? Non vedo l'ora di entrare in campo.